Sono uniti felici e sorridenti con la piccola Diletta in braccio. La foto invita però a dar loro l'ultimo saluto dopo il tragico incidente lungo l'autostrada A13 tra Bologna e Altedo che li ha portati via nella notte tra il 1° e il 2 novembre. Slittati da venerdì si svolgeranno lunedì prossimo, 11 novembre, i funerali di Anna Pieropan, 29 anni, Daniele Minati, 32, e della loro figlioletta di appena 5 mesi. Lutto cittadino in 3 comunità: a Schio, dove vivono i genitori di Anna, a Sovizzo, dove vive la famiglia di Daniele, e Isola Vicentina, dove i giovani abitavano dal 2017 nel rustico che stavano ristrutturando. La celebrazione si terrà al Pala Romare di Schio, messo a disposizione del comune per la grande partecipazione prevista. La struttura sarà aperta sin dalle 10:15. Alle 10:30 la celebrazione prenderà avvio con una veglia di preghiera.